Un record che parla del Made in Italy, quello svolto a Treviso con la salamella più lunga del mondo. A tra poco sulle vostre cronache trevigiane. Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image. Nuova puntata di Cronache Trevigiane, siamo in centro a Treviso, anzi sulle mura vicino a Porta Santi 40 per testimoniarvi il Guinness della salamella più lunga del mondo. Conosceremo macellai da tutta Italia, conosceremo i produttori della carne con la quale viene eseguito questo Guinness, il Gran Suino Padano, ma conosciamo i testimonial di tutto ciò, Enzo Iacchetti e Moreno Morello. Allora Enzo, ci chiedevamo prima di cominciare questo lancio di Cronache Trevigiane cosa diciamo e cosa diciamo? Intanto che lei è bravissimo, santo cielo, veramente merita di più. Io sono veramente... Con tutto il rispetto per la vostra televisione, ma se facesse la radio non sarebbe meglio? Fantastico, per la radio sarebbe perfetto, perché la voce c'è. Comunque allora, una festa. Sono fiero di essere qua. Il maiale stamattina mi hanno detto che è l'animale più leggero del mondo, che ha meno grassi, meno colesterolo del pollo. Meno colesterolo del pollo, quindi ho fatto questa scoperta meravigliosa in un giorno da record, quindi più di così, in una bellissima giornata di primo autunno. Bello, sono felice. Allora, Moreno, un gioco del record che davvero diventa anche bello stare insieme alla gente, ma conoscere nuovi territori. Sarà un gioco, è bello fare festa tutti insieme per promuovere i sapori locali, dico bene, soprattutto ci sarà un Guinness qui a Treviso, 7.000 metri di salamella, ci sono delle preoccupazioni, vedete la concitazione degli organizzatori, ne sono scomparsi 500 metri, però scendi con la telecamera perché ci sono sospetti sul punto dove sono stati imbertati questi 500 metri. Questa marca trevigiana, questa Treviso come l'ha accolta, Iacchetti? Ma bene, bene, Treviso mi accoglie sempre bene, sì. Devo dire che ma è tutto il Veneto in generale. È ancora gente attaccata molto al territorio, alle sue cose, ai prodotti, mi piace molto. Anzi, non vedo l'ora di fare il giro degli stand per imbertare qualcosina da portare. Tra poco lo farà anche Cronache Trevigiane. Proprio in conclusione, allora, la sua autovettura è un po' il bagagliaio all'ingiù, perché io ci ho scovato dentro una forma di grana padano da quanti chili? 38 kg, così ho capito. Allora, vedremo se tra poco potremo raccontarvi il raggiungimento di questo record mondiale. Facciamo gli auguri ovviamente a Bruno Bassetto e vedremo se allora questi 7.000 metri saranno raggiunti. Non siamo ancora a metà, penso di sì, i ragazzi sono fiduciosi, sgobbano come mai e quindi penso che ce la faranno. Moreno. Sgobbano agli ordini del generalissimo Bassetto che è lì che li fa pedalare moltissimo. Vero? Allora io ti ringrazio, grazie Moreno, grazie Enzo Iacchetti, grazie. Noi ci fermiamo qui, un servizio di cronache e poi ancora tanta salamella, tra poco. Perché suona la campanella, prendi un lido e vai, ciao mammina, vai, zitto che se non son guai. Che quando racconta novità, obbedienza tutto cambierà, viva il gran maestro che ci salverà. Cappuccini e banda. Alessandro Conte è stato riconfermato alla presidenza della CNA anche per il prossimo mandato di 4 anni. Si concludono così i rinnovi della dirigenza di un'associazione dimostratasi coesa e unita. Ma sentiamo a caldo l'orgoglio del presidente Conte. Grossa soddisfazione proprio perché con la CNA ho condiviso tanti passaggi, tante iniziative, credo che da tanti anni faccio parte di questa associazione, per cui condurla di nuovo per me è senz'altro
un onore, è un piacere, dall'altra parte è anche un grosso impegno. Un grosso impegno, è una riconferma che cade poi in un periodo dove le responsabilità sono tante per chi rappresenta la categoria. Sì, in questo momento bisogna dire che la crisi ci ha dato anche alcune opportunità, alcune riflessioni sia all'interno della nostra associazione sia all'esterno. Credo che la responsabilità che abbiamo come associazione è quella di essere più rappresentativi nel nostro territorio, perché la piccola impresa, l'artigianato è legato al territorio, dobbiamo esserci nelle scelte del territorio e dall'altra parte dobbiamo essere vicini all'impresa. A Treviso per salutare la riconferma di Alessandro Conte sono giunti anche il presidente nazionale Ivan Malavasi, accompagnato dal vicepresidente Alessia Zaninello. Il manifesto di Conte ha parlato della necessità di una rivoluzione morale. Sentiamo cosa ne pensa il nazionale Malavasi. Io credo che metta il dito in una delle piaghe, dopo l'ubriacatura della finanza, dei derivati, dei mutui subprime, ce ne hanno raccontate in tutti i tipi. Credo che rimettere al centro l'uomo, i suoi valori, e se rimettiamo al centro l'uomo e i suoi valori, rimettiamo al centro anche la piccola impresa, l'artigianato, con i suoi valori del lavoro, del radicamento territoriale, della creazione di valore per sé, per la sua famiglia e per i suoi dipendenti. Insomma, ritornare ad essere un po' più, come dire, legati ai territori come valore di coesione sociale. Credo che parta bene una relazione che fa queste riflessioni, sapendo che la crisi metterà a dura prova anche la tenuta sociale. La crisi sta oggettivamente rallentando la morsa della sua discesa, forse siamo anche in leggera crescita, ma gli effetti di questa crisi di un anno ormai di grandi difficoltà sono ancora tutti da valutare. Spiccano intanto, nella relazione del direttore di CNA Treviso Giuliano Rosolen, alcuni stimoli utili alla ripresa. Bisogna detassare velocemente i salari dei lavoratori per consentire che possano fare investimenti e possano fare acquisti, solo così si mette in moto la macchina produttiva. Poi bisogna ridurre un po' la tassazione sulle imprese e fare degli investimenti sul territorio per renderlo più competitivo. Noi siamo convinti di avere le basi per poter avere una ripresa anche in tempi abbastanza rapidi, purché tutti gli attori sociali e istituzionali facciano la loro parte. Ora per Conte i nuovi quadri ci sono ad attenderli mesi importanti, ma l'inizio dell'avventura è intanto già una certezza. Il Presidente nazionale non arriva da tutte le parti, è arrivato qui da noi e noi siamo veramente soddisfatti di questa attenzione.